Cari telespettatori, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle Persone. Sapete, possiamo confermare che siamo in diretta, sono le 21:00 e trasmettiamo dagli studi di Canale Italia qui a Rubano, in provincia di Padova. Lo diciamo perché, come sapete, questa trasmissione va in onda a livello nazionale. Ieri, come spero molti veneti avranno potuto vedere, abbiamo parlato di una puntata interamente dedicata, perché voi sapete che Insieme alle Persone va in onda anche il giovedì, nella variante Miso Veneto, che magari traduco anche per quelli che ci ascoltano da fuori regione, è principalmente improntata sull'ottica di condividere gli aspetti legati all'autonomia, non solo dal punto di vista, come purtroppo in maniera un po' effimera certi diciamo, come dire, esponenti di certe fazioni politiche dicono che è solo una questione di soldi. Invece io vorrei avere proprio il piacere di dimostrare che c'è un altro discorso da affrontare, che è quello della identità veneta. Il Veneto comunque ha delle caratteristiche particolari ed è giusto mettere in evidenza. Ecco, vorrei subito presentarvi i nostri graditi ospiti, che saluto. Cominciamo con Raffaele Speranzon. Buonasera. Fratelli d'Italia, benvenuto. Poi abbiamo Roberto Agirmo. Buonasera a tutti, Miso Veneto. Indipendenza Noi Veneto, qui si è già dichiarato Roberto Agirmo. Abbiamo inoltre invece l'onore di avere qui con noi il dottor Roberto Ciambetti, che è Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie Presidente. E poi da ultimo, ma non per ultimo, Stefano Valdegamberi, consigliere regionale lista mista, Zaia, misto, insomma. Lista Zaia, va bene. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti. Ecco, gli argomenti da affrontare, ovviamente io cerco certe volte di definirli un po' prima, molti ospiti mi chiedono ma quali sono gli argomenti, però alla fine vengono fuori, fatalità, sempre venerdì pomeriggio o il giovedì, degli argomenti talmente interessanti che alla fine magari sono partito con la lista, parliamo di reddito di cittadinanza, parliamo di fatturazione elettronica, però poi io la domanda devo farlo al Presidente Ciambetti: questa nave 18, che è stato l'incubo dell'estate, perché io mi ricordo quando ero in vacanza non facevo altro che questo numero mi stava simpatico, adesso mi sta antipatico, ma com'è questa storia che ci vuole raccontare un po'? Ecco, magari approfittiamo, spieghiamo ai telespettatori cos'è questa cosa di Consiglio dei Ministri. È successo la scorsa estate, appunto, come diceva lei, è stato il refrain di luglio, che una nave che aveva raccolto degli immigrati in acque di soccorso relative a Malta, Malta l'ha rifiutata e viene rimbalzata verso l'Italia. Quando viene rimbalzata in Italia, arrivando nel porto, quindi salvate le persone e quindi fatte, diciamo, salve tutte le normative internazionali sul soccorso in mare, quando arriva in porto non viene permesso lo sbarco di questi 170 immigrati clandestini. Si innesca un braccio di ferro. Quando l'Europa accetta di condividere, diciamo, parte di questi immigrati salvati, vengono fatti sbarcare e poi smistati in giro per l'Europa. Da lì parte una inchiesta partita da un procuratore della Procura di Catania, se ben ricordo. Fatta l'inchiesta, il procuratore decide di archiviare, perché secondo il procuratore non c'è stata nessuna, appunto, lesione di norme nazionali o internazionali, e quindi decide di archiviare. Cosa succede? Che invece sempre il Tribunale di Catania, il Tribunale dei Ministri, individua il ministro Salvini come invece oggetto di un'altra indagine. Stende, mi pare, un rapporto di 53 pagine dove si accusa Salvini di tutto e di più, e si chiede al Tribunale dei Ministri, appunto, di poter processare Salvini. Andrà in Senato questa richiesta nelle prossime giornate, però sembra veramente che questi magistrati afferenti o simpatizzanti di Magistratura Democratica, che, come scriveva oggi Carlo Nordio su qualche giornale, abbiano forse un'inclinazione più politica che tecnica, più diciamo sensibile alla loro natura politica più che di tecnica invece legale, legislativa, e quindi vedremo anche leggendo queste 53 pagine come mai i tre giudici sono contro il procuratore che invece aveva proposto di archiviare l'inchiesta. Quindi si sono opposti all'archiviazione e hanno... Certo.
Senta Valdegaperi, il Presidente Ciabetti ha citato il discorso della corrente politica che può ispirare certe azioni, lei cosa ne pensa? Guarda, purtroppo sul fatto di avere una parte della magistratura molto condizionata dalla politica non è certo una novità in questo Paese. Tra l'altro una magistratura che non rispetta spesso neanche la privacy, perché noi abbiamo leggi molto severe per le imprese, per i cittadini, poi alla fine chiunque si trova sbattuto in prima pagina su accuse, perché quando uno viene pubblicata un presunto reato, un'inchiesta che dovrebbe rimanere segreta, per l'opinione pubblica c'è già una condanna e poi viene fuori che è assolto con nulla di fatto. Ecco, purtroppo è l'unico paese dove c'è una magistratura che agisce in maniera così in maniera molto soggettiva, spinta spesso, non dico non tutta, perché c'è anche una parte buona della magistratura, ma una parte condizionata fortemente dal pensiero politico, tant'è che scopriamo che molti magistrati il giorno prima e il giorno dopo fanno anche in politica, e quindi sarebbe una cosa da mettere in limite, perché uno che fa una scelta quantomeno non può poi trovarsi a fare anche la parte del politico il giorno dopo e poi tornare a fare magistrato. Questa è una cosa veramente assurda, e in Italia è concesso questo, ma la cosa ancora più assurda è che di fronte a questa ingerenza, a questo conflitto tra poteri dello Stato, perché alla fine è un conflitto tra poteri dello Stato, lascia indifferente il Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere il garante anche della Costituzione e dell'equilibrio tra poteri, perché il potere giudiziario ha tutte le libertà di agire qualora vengono violate delle norme, ma credo che è palese che non c'è stata nessuna violazione, c'è già stato un pronunciamento, ed è chiaro che questa azione è molto dettata da una strumentalità con finalità politica. Sì, se posso aggiungere, lo avevo detto anche la settimana scorsa sui giornali, in altri posti, da qua alle elezioni penso vedremo un'escalation di inchieste, di gossip, di qualcosa che salterà fuori contro sicuramente il soggetto politico che in questo momento fa impensierire l'Europa più di tutti, quindi la Lega e Salvini. Però penso che questa indagine fatta in questa maniera stia ottenendo l'effetto contrario. Sì, questa mattina ero in una trasmissione radio con telefonate aperte e messaggi, e la stragrande maggioranza, a parte qualche appunto compagno, la stragrande maggioranza, se non la totalità di chi ascoltava e chi rispondeva, dava ragione a Matteo Salvini, anzi lo incoraggiava a proseguire su questo percorso, perché è un politico che ha promesso una cosa in campagna elettorale e la sta facendo da ministro. Non è una cosa usuale in Italia, però qualcuno lo sta facendo. Sì, ecco, anche in questo aspetto qua è anche poco intelligente, volevo dire, perché se non vuoi colpire uno, non lo fai in questo modo qua lo agevoli, quindi stanno facendo ancora più pubblicità a Salvini, quindi dovrebbe ringraziare una certa magistratura in quello come si comporta. Diciamo che con le regole della comunicazione, che penso di conoscere, sicuramente se parli male di qualcuno inevitabilmente ne fai pubblicità. Su certi argomenti. Se parli male quando uno ha palesemente ragione è ancora peggio. Sì, sicuramente fa pubblicità, e poi lo stesso errore che secondo me hanno fatto certi partiti durante la campagna elettorale e le politiche, che hanno enfatizzato l'estrema destra, e l'estrema destra ha raggiunto risultati eccezionali dal punto di vista delle volte è meglio dei risultati. Non lo so, ognuno fa le sue scelte. Ecco, però diciamo effettivamente sicuramente il vicepresidente del Consiglio, appunto Salvini, è alla ribalta della cronaca per la sua coerenza, anche se poi effettivamente i partiti dell'opposizione non fanno altro che criticarlo, ma per qualunque cosa poi alla fine si vede che è anche un po' strumentale. Ma questa è una cosa che comunque travalica i confini dell'Italia. Io frequento abbastanza Bruxelles, e l'argomento ogni volta che vado a Bruxelles è la Lega, Salvini, cosa farete, con chi farete alleanze, cioè è una cosa che veramente è abnorme rispetto appunto anche secondo me alla reale portata dei nostri programmi, delle nostre iniziative. Però ripeto, in questo momento vedremo da qua alle elezioni amministrative ed europee che sono lo stesso giorno, vedremo secondo me un'escalation di tentativi sia in Italia che all'estero di screditare l'attività politica della Lega e di Salvini. Ce ne faremo una ragione, ma siamo abituati a questo, quindi non è una preoccupazione, ma soprattutto quando si rispettano i programmi elettorali, quando le cose che si sono promesse si fanno, secondo me i cittadini capiscono chi sta lavorando per il bene dei cittadini e chi invece sta cercando di
frenare un miglioramento della qualità della vita che tutti quanti si aspettano da chi in questo momento è al governo e fa politica. Però mentre lei parlava, Presidente, vedevo Roberto Argimo che scuoteva la testa quando lei ha parlato di promesse, perché ovviamente lo dica lei Argimo, cioè le date qui È scontato il motivo del mio scuotere la testa. Sento dire che Salvini mantiene le promesse, in realtà non è esattamente sempre così. Se noi torniamo all'argomento dell'autonomia, è pur vero che Salvini ha dichiarato pre-elezioni che avrebbe bloccato i migranti, e onestamente ciò che ha fatto lo posso anche condividere. Ritengo anch'io che la magistratura democratica stia facendo un autogol contro se stessa, perché finché tiranno parole nei confronti di Salvini questo aumenterà il suo quid. Resta il fatto che sull'autonomia ci sarebbe molto da dire. Dato che sono veneto, siamo qui, devo parlare di autonomia, voglio parlare di autonomia. Se noi guardiamo l'escursus da pre-referendum, pre-elezioni amministrative, pre-elezioni nazionali e oggi, c'è qualcosa che non torna. Mi ricordo un Zaia che diceva che avremmo avuto i 9/10 di residuo fiscale e 23 competenze, avremmo avuto delle date che sono andate via via scemando, abbiamo avuto un preaccordo, una prefirma con il governo Renzi, poi siamo passati oltre e ci siamo ritrovati con le elezioni, quindi bloccare tutto, e Salvini nella sua promessa ha detto con me al governo l'autonomia in 15 minuti, è una frase che ce l'ho stampata nella memoria e ce l'ho ancora il poster così. 4 dicembre 2017. Perfetto. Poi, a scusante del fatto che questo non possa essere avvenuto in 15 minuti, c'è il discorso che ha dovuto fare un accordo con i 5 Stelle. Benissimo, va bene, d'accordo. Noi contenti, tra virgolette, potenzialmente avere un governo amico, invece siamo ritrovati che sono passati il reddito di cittadinanza, uno degli argomenti di questa sera, con l'avallo di Salvini, quindi un reddito di cittadinanza che preelettoralmente, credo onestamente, che gli elettori del nord che hanno premiato il centrodestra, lungi da loro poter accettare una logica di questo genere. Salvini l'ha premiata. Oggi ci troviamo che avevamo una scadenza il 15 di febbraio per vedere la firma sul decreto dell'autonomia. L'altro giorno Zaia ha ribadito che la prossima data è il 21 di marzo. Mi auguro che la data non diventi il 31 di marzo o anzi il 30 di febbraio piuttosto che il 1 di aprile, perché sarebbe uno scherzo di brutto e di cattivo gusto. Per cui facciamo così. L'unica cosa positiva che dico è stato l'altro giorno c'è stata Confindustria che si è ritrovata a Venezia. Già in Confindustria è strano perché trovi alcuni che vogliono l'autonomia ma su base centralistica, altri vogliono l'autonomia invece importante e fiera. Zaia ha detto, se non ricordo male le parole di Zaia ma più o meno ci vado vicino, non accetterò nulla che non siano le 23 competenze. Già sono scomparsi i 9/10 di residuo fiscale. Se poi mi dicono che vogliono le 23 competenze con i costi storici, onestamente mi sembra anche quella una grandissima presa per i fondelli, si deve dire così in televisione, no? Quindi io onestamente mi auspico, anzi sono convinto che l'autonomia non possa arrivare per mere questioni economiche, perché è inutile che Zaia vada in giro a dire con una lettera al sud guardate che tranquillamente l'autonomia serve anche al sud. Non è vero, non è vero. Se tu prendi i 9/10 di residuo fiscale di Veneto e Lombardia sono 70 miliardi di euro che vengono tolti da quello che è il bilancio dello Stato. Togli questo, l'Italia crolla, domani mattina. Quindi io voglio l'autonomia, assolutamente voglio l'autonomia. Non la voglio perché crolli l'Italia, voglio perché ci sia consapevolezza che una parte dell'Italia sta lavorando da schifo, ma veramente da schifo. Mentre c'è qualcuno che ha una Ferrari, e in questo caso Zaia, che dice che la sta guidando benissimo. No, Zaia la sta guidando come se avesse una 500. Se avesse veramente voglia di avere una Ferrari e guidare in pista, verrebbe in tutti i casi, e anche qualcuno qui alla mia destra, o ancora più a destra, alzerebbe i toni per ottenere ciò che deve essere ottenuto. Qualunque cosa, non sia un 9/10, un residuo fiscale e 23 competenze, è un pacco. Bene, poi ecco, Presidente, abbiamo la pubblicità e poi sicuramente un argomento che mi ha solleticato lei, il discorso europeo, perché sono sicuro che... sull'autonomia rispondiamo. Ma poi anche sull'autonomia, ma anche sul discorso europeo, perché sono curioso di sapere l'opinione che hanno gli europei su quello che stiamo manovrando in Italia, perché sicuramente verranno rimescolate le carte. Certamente. È un argomento molto interessante, per cui rimanete incollati al televisore. Ci vediamo fra qualche istante.
Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme, Idee e Persone. Eccoci di nuovo in diretta, grazie regia per lo stacco pubblicitario. Ecco, allora, Presidente Ciammetti, Roberto Agirmo ha parlato di autonomia in maniera anche molto analitica. No, ma appunto, a parte che a me non sono mai piaciuto, a me personalmente le date, i penultimatum, sono cose che poi lasciano il tempo che trovano, specialmente, lo so, ma ripeto, ho detto, personalmente io non sono sempre così, diciamo, propenso a dare delle date su cose complesse, complicate, che si fanno per la prima volta, che il Veneto sta facendo da rompighiaccio in questo momento rispetto a una burocrazia romana e rispetto a una storia tutta da scrivere che sta trasferendo competenze dallo Stato centrale alle regioni. Questa storia parte da, non lontano, lontanissimo, dal 2012, quando come giunta regionale depositiamo un progetto di legge per trattare le competenze con Roma. Progetto di legge che viene affossato in commissione dagli alleati, tra virgolette anche, e da lì inizia poi il percorso che porta al referendum e porta a iniziative uniche fatte per la prima volta in Italia. Il referendum l'abbiamo difeso con i denti, io ero in Corte Costituzionale il 28 aprile 2015, cosa che aveva già bocciato altre 2 volte la Corte, quindi abbiamo voluto fortemente il referendum. Se noi non avessimo il referendum, in questo momento a Roma ci tratterebbero a pesci in faccia. Invece, avendo alle spalle quasi 2.400.000 veneti, portiamo la forza dei veneti non politicamente individuati, ma trasversalmente, che hanno chiesto una cosa a gran voce. Quindi stiamo scrivendo le regole del gioco che non erano mai state scritte. Dal punto di vista finanziario, leggo quello che è già stato scritto e che verrà riscritto, che avremo una compartecipazione o riserva di aliquota dal gettito di uno o più tributi erariali, che si partirà il primo anno dalla spesa storica quale criterio da superare in via definitiva. I fabbisogni standard dovranno essere determinati entro un anno dall'approvazione dell'intesa, che progressivamente entro 5 anni dovranno diventare, in un'ottica di superamento della spesa storica, il termine in riferimento in relazione alla popolazione residente. Quindi si supera la spesa storica e si arriverà, se non ai 9 decimi, quasi ai 9 decimi, con appunto il superamento della spesa storica, proprio perché, come ha detto Zaia, noi non firmeremo cose che sono una presa in giro per i veneti, noi firmeremo cose che siano assodate, che siano sonanti, che siano chiare e che non ci mettano in condizioni di dover trattare con lo Stato continuamente. Quindi è una cosa molto complessa e molto particolare. In questo momento c'è chi sta lavorando e sta, vi assicuro, mettendo anche energie e idee di docenti universitari, di amministrativisti, di tecnici, di leggi a livello assolutamente fondamentale. Ricordiamoci che uno dei nostri, chiamiamoli esperti, poi è stato eletto in Corte Costituzionale, quindi il dottor Antonini, che sicuramente fa capire il livello della squadra veneta che sta trattando. C'è chi sta lavorando e c'è chi sta guardando da fuori, tipo i pensionati che guardano la buca del cantiere in un cantiere appunto in funzione, però ripeto, non è che qualcuno stia fermo in questo momento. La Regione Veneto ha le mani in pasta e sta, ripeto, scrivendo una cosa che sia quello che i veneti si aspettano e si meritano. Mi permetti solo un appunto? Da persone intelligenti quali siamo d'accordo sul fatto che se Veneto, Lombardia e Emilia Romagna potessero arrivare a trattenere i 9 decimi residuo fiscale, l'Italia il giorno dopo fallisce? Noi facciamo i conti per il Veneto e le 23 noi facciamo i conti per il Veneto, noi stiamo lavorando per il Veneto, le 23 competenze che stiamo trattando ci portano quasi a livello di province autonome come Trento e Bolzano e le risorse che serviranno a gestire queste competenze si avvicinano ai 9 decimi detti all'inizio. Quindi mi confermi che se non arriverà una proposta con il raggiungimento dei 9 decimi in progressione, che non sia una progressione burocratica stile italico, ovvero sia una vita, e non ci sono le 23 competenze, voi non lo firmate e alzate le barricate? Se non vedremo soddisfatti questi requisiti, noi sicuramente non firmeremo cose che non servono ai veneti. Quindi a febbraio non c'è niente, giusto?
il 15 febbraio si chiuderanno i tavoli tecnici. Si chiudono, quindi la firma Però, non c'è. ripeto, io non sono per le date scritte in maniera, diciamo così, sul Ha indelebile. iniziato Stiamo Salvini, lavorando. poi la Stefani. Io ragiono così, Certo. stiamo lavorando in un campo assolutamente inesplorato, Sì, nuovo. con i ministeri che non vogliono mollare nulla, e la cosa non è semplice. Ci sono accordi politici che parlano di date, poi abbiamo ministeri che lavorano per disfare quello che qualcuno tesse durante il giorno, però ripeto, noi siamo determinati e su questo non andiamo indietro e L'unica non mia cederemo. preoccupazione è che all'apparire di tutti sembra che oggi la Regione stia questuando l'autonomia. L'autonomia deve essere pretesa no. perché i 21, Nessuno il ci 98% regala l'ha niente, voluta. così. nessuno ci regala niente, stiamo combattendo per ottenerla, non siamo là col cappello in mano perché, ripeto, abbiamo alle spalle una forza popolare che altri non hanno. Raffaele Speranzolo, la Meloni cosa dice invece? Non so, io sto interrogandomi ascoltando questo dibattito che ovviamente interessa anche a me perché anch'io sono veneto e anch'io sono tra l'altro uno di quelli che hanno votato al referendum, per cui sono interessato al pari degli altri ospiti della trasmissione affinché si raggiungano gli obiettivi che i veneti sono prefissi quando hanno apposto il sì a quella scheda. Però vedo che c'è un'accelerazione invece, cioè su questo ci sono fior di costituzionalisti, di tecnici eccetera che giustamente cercano di trovare le soluzioni con difficoltà che trovano appunto nella burocrazia romana, però vedo anche che ci sono invece delle leggi che invece vengono promulgate come quella per esempio del reddito di cittadinanza, come quella che prevede la fatturazione elettronica, insomma, che hanno delle ricadute abbastanza chiare sul bilancio dello Stato, che conseguentemente interessa anche ovviamente ai nostri concittadini corregionali e che hanno delle ricadute politiche anche, perché non c'è dubbio che quella del reddito di cittadinanza, ad esempio, è una misura che è difficile da comprendere per me, perché io sono molto semplice nei miei ragionamenti, ma quando penso ai disoccupati mi interrogo su quali sono le ragioni per cui uno non trova un lavoro. La domanda che mi faccio è perché non trova lavoro, le risposte sono due: o perché non ha voglia di trovarlo o perché non c'è un'offerta di lavoro sufficiente all'interno della quale lui possa incanalarsi. E allora, se il problema è l'offerta di lavoro, mi chiedo con il reddito di cittadinanza se non si creano le condizioni perché cresca l'offerta di lavoro e quindi defiscalizzazioni per le imprese, cresca l'economia, cioè se non si creano le condizioni, i cosiddetti navigator, cioè coloro i quali dovrebbero accompagnare i disoccupati ad individuare il lavoro, ma dove li accompagneranno? Saranno gli unici occupati nuovi. Se non ci saranno. Quindi a occhio e croce, quindi questo è un tema che chiaramente non è secondario, dato che su questo il governo ha inteso allocare 6 miliardi di euro, quindi non una cifra così irrisoria, e non so nemmeno se quella cifra sia sufficiente, insufficiente, pari o dispari, ma certamente è una cifra che rispetto ai quesiti che faceva Girmo, riferiti ai 23 punti e a quanto i veneti versano e a quanto i veneti incassano, avrebbe certamente agevolato una velocizzazione del processo di acquisizione dell'autonomia e quindi di risposta a una richiesta popolare che ha avuto un plebiscito e che appunto attende adesso una risposta politica, per cui anch'io sono più che contento dell'azione di governo per quanto riguarda la sicurezza, il blocco degli sbarchi. Su questo devo dire che Salvini, la Lega, insomma, certo dispiace che gli elettori che hanno votato per la Lega, così come gli elettori che hanno votato più in generale per il centrodestra, oggi devono comunque, in particolare quelli della Lega, devono sopportare che il partito per il quale hanno votato poi comunque sostiene anche delle politiche che vanno in direzione opposta rispetto a quella
a cui avevano dato un mandato elettorale. Quindi Valdegamberi. speriamo che cambi il quadro politico a livello nazionale quanto prima e che possa riconfigurarsi anche a livello nazionale un quadro politico. Ma che devono le elezioni anticipate, Speranzon? Ma guardi, le elezioni non sono una parolaccia, le elezioni sono il momento più alto di una democrazia, perché è il momento nel quale il popolo ha la possibilità di esprimersi, e ritengo che laddove il risultato di elezioni come quelle che sono state nel 2018 non porta a una coalizione omogenea dal punto di vista politico, difficilmente il governo che nasce può trovare delle soluzioni coerenti con quelle che sono le aspettative degli elettori. Cioè, possono essere anche buone soluzioni in alcuni casi, ma credo che oggi ci siano le condizioni dal punto di vista politico e lo vedremo alle elezioni europee fra qualche mese, per permettere a una coalizione di destra-centro di governare l'Italia. Valdegamberi, allora si va tutti a votare allora fra un po'. No, ma al di là di elezioni o no, volevo fare un cenno sempre sul reddito di cittadinanza. Anch'io non mi trovo d'accordo, nonostante abbia, perché è un approccio sbagliato a un problema che c'è, ma è l'approccio sbagliato il fatto di intervenire attraverso un'ennesima politica di assistenzialismo, e noi dobbiamo incentivare la creazione del lavoro vero. Il lavoro vero sia attraverso l'impresa che sta sul mercato, l'impresa che produce, crea reddito, crea quella ricchezza che poi anche lo stesso reddito di cittadinanza distribuisce, ma non crea nessuna ricchezza aggiuntiva a questo paese. Invece questo paese ha bisogno di aumentare di produttività, del lavoro, dell'impresa, di tutto il sistema, ed essere in grado di competere a livello internazionale. Quindi un aumento degli investimenti, un aumento dell'impresa, del fare impresa, e creare le condizioni perché l'imprenditore possa anche piuttosto assumere all'interno dell'azienda in maniera diciamo produttiva e redditizia la manodopera, che è l'unico modo per creare occupazione vera. Il resto sono tutti palliativi. Una cosa assurda è anche che quando ieri ho sentito la dichiarazione del ministro che dice assumeremo anche 10.000 navigator. Io ho detto, cosa sono, marziani questi? No, ho scoperto che sono nuove assunzioni, sempre lì, sembra quasi quelle assunzioni politiche che si facevano nella vecchia Prima Repubblica per creare consenso. 10.000 per fare cosa? Quando abbiamo gli uffici di collocamento, gli ex uffici di collocamento, che sono centri per l'impiego, che sono passati e li hanno scaricati sulle regioni. Lo sa benissimo il Presidente, abbiamo discusso per cercare di salvaguardare con la manodopera, col personale che siamo fatti carico come regioni e che purtroppo oggi sono sottooccupati, perché se vogliamo solo il 16% delle persone trova lavoro attraverso i centri dell'impiego. Ormai sono altri strumenti, sono un maggior numero di persone che trova lavoro con internet, con Facebook, che non con i centri dell'impiego. E allora non possiamo usare quel personale lì. Abbiamo proprio bisogno di assumere altri 10.000 nuove, che poi diventeranno precari a loro volta questi, gli daremo il reddito di cittadinanza, cioè tutta un'impostazione sbagliata, che poi anche magari questo non vuol dire che non ci sia il problema di certe situazioni, certe famiglie che sono in difficoltà, ma non è questo l'approccio, la risposta giusta. Anzi, direi che oggi rischiamo che invece di risolvere i problemi li rendiamo ancora più acuti, li rendiamo ancora più pesanti, perché poi alla fine sottraiamo risorse dalla parte produttiva per aumentarle nella parte improduttiva del paese. Parte debito. Agirma, ma poi questa manovra qui del reddito di cittadinanza sembra più una manovra populista, cioè effettivamente il 5 Stelle, il famoso, l'ho citato anche in altre trasmissioni, famosa intervista che ha fatto Di Maio al Mattino, in piena campagna elettorale, 1.500 euro a tutti quanti, in massa, il popolo del Sud, perché mi dispiace che io sono del Sud, che certe volte siamo abituati... Sono bravi, cioè, ad esempio il ministro che in questo momento sta arrivando a maggiori risultati è la ministra Barbara Lezzi, cioè il ministro per il Sud. È eccezionale, è bravissima. Hanno fatto in modo di avere questi 10.000 navigator, è inutile che mi vengano a dire che verranno presi un po' qua, un po' là. In realtà la maggior parte saranno al Sud per ovvie ragioni tecniche, logiche, ma concepibili. Ha portato non so quanti milioni di euro in Sicilia, ha fatto una zona defiscalizzata sempre al Sud. Sta facendo un lavoro eccezionale. Cioè, lei, se facciamo finta di fare due squadre di calcio, una gialla
e una che doveva essere verde, dopo è diventata blu, ma comunque hanno diviso l'Italia, hanno messo due squadre di calcio che non c'entrano niente l'una con l'altra. La squadra gialla sta vincendo sotto tutti i punti di vista. In realtà chi sta vincendo nella squadra blu è soltanto Salvini, perché è un comunicatore eccezionale. Riesce a fare in modo di mantenere intatto il suo, credo, anche se spero di no, il suo sentimento positivo popolare al nord, addirittura lo accresce, e contemporaneamente lo prende al sud. Cioè Salvini, quello stesso Salvini che diceva Vesuvio bruciali tutti, riesce a creare i club Salvini in quel di Napoli. Cioè io mi domando, o sono i napoletani fulminati, mi dispiace, quelli che fanno così, oppure Salvini è veramente un mago, è machiavellico in modo incredibile, riesce a fare il contrario di tutto. È partito dall'essere dei giovani padani di sinistra, questo forse gli è rimasto, perché si trova bene con i 5 Stelle, evidentemente, ok, fino ad arrivare a portare la Lega ex Nord a diventare Lega Salvini, a prendere i voti là. Allora, ribadisco, Salvini, se avesse voluto, perché mi dispiace dirgli parole a Ciambetti, perché mi sta anche simpatico, ma non sto scherzando, veramente, mi sta simpatico. Allora, si può dire di tutto, ma c'è poco da fare. Se la Lega avesse portato avanti i principi fondanti di quello che era il centrodestra, che sono più congeniali al mio essere, al mio vedere, anche se sono indipendentista, cioè parlare di flat tax. Ora, ricordiamoci che l'assistenzialismo, perché il reddito di cittadinanza, di questo stiamo parlando, l'assistenzialismo non crea produzione, la produzione non crea mercato, il mercato non crea consumo, c'è poco da fare, l'assistenzialismo è pura fine a se stesso. Se invece portavi la flat tax come doveva essere nel principio di centrodestra, che teoricamente era portare un'aliquota unica per quello che era il discorso delle tasse eccetera eccetera, o due aliquote ma sicuramente molto più contenute, avresti dato spirito e sostanza alle aziende, ma non solo a quelle del nord, a tutte le aziende, a tutte le aziende. Poi sono d'accordissimo, se volevano mettere un'aliquota unica e fare delle multe pesantissime anche con processi penali a chiunque avesse evaso, io sarei stato d'accordo. Ma devi prendere la chiave e buttarlo via se uno evade, se gli dai la disponibilità di poter dare veramente un contributo al paese. E invece si è piegato, però in compenso ha fatto i club Salvini nei posti dove lui diceva Vesuvio e bruciali tutti. Ciambetti, i giornali di sinistra, non faccio nomi, mettono sempre in rilievo, lo dice lei, no? Mettono sempre in rilievo questo contrasto, cioè, anzi ci sguazzano dentro, dico, allora in sostanza ovviamente attaccano Salvini indirettamente dicendo è costretto a cedere sulle trivelle, è costretto a cedere, cioè ci vede questa lotta, ma secondo lei è vera oppure è un po' demonizzata questa situazione? Allora io riprendo le parole di Agirbo per riportarle, sì certo, okay, per riportarlo alla realtà e quello che vedo io. La settimana scorsa ero a parlare di trivelle, lunedì della settimana scorsa a Bari, e tutta questa, diciamo, questi risultati della ministra Lezzi non mi sembrava sinceramente di coglierli né a Bari né in altre realtà del sud. Perché sono scontenti ulteriormente? Io sento questo, lo sento dove ero a Matera un paio di mesi fa, quindi la situazione è un po' diversa da come l'ha disegnata appunto Agirmo, soprattutto sulla Lezzi, che era un po' scomparsa dai radar, chiamiamoli, della politica, ed è emersa parlando di autonomia un paio di giorni fa. Il reddito di cittadinanza così come è scritto, e semmai ci rivediamo qua ad aprile e ne riparliamo, non so se partirà in maniera così veloce, fulminante e immediata. Io ho qualche dubbio, perché da come ho letto il provvedimento è scritto in maniera piuttosto, diciamo così, complessa, e sono elegante nel dire complessa. Quindi vedremo come partirà e magari a aprile ci rivediamo e vediamo se è partito oppure no. La situazione di questa maggioranza, è frutto di una legge elettorale fatta da PD e Forza Italia, sperando in un, diciamo, risultato diverso da quello che è venuto alle urne. Col voto anche della Lega? Abbiamo votato anche noi, perché se non avessimo votato a favore noi a giugno 2018 ancora avremmo dovuto votare. Quindi era per votare una legge purché venisse votata e andassi fuori e superasse i problemi costituzionali posti appunto sulla legge precedente. Quindi è il frutto di questa legge.
è il frutto di un'elezione che è andata come è andata, che ha premiato sicuramente i 5 Stelle e ha premiato il centrodestra e in particolare la Lega, e questo era il Parlamento che era possibile fare. Alternativa era un governo tecnico alla Monti di diciamo triste memoria, o un governo che fosse politico. Quindi è una mediazione che viene fatta di volta in volta in base a un contratto fatto, quindi è una cosa non semplicissima. L'alternativa non è purtroppo andare a votare se cade questo governo. Ho paura che il Presidente della Repubblica metta in moto un governo tecnico con una cinquantina, chiamiamoli, di responsabili con PD e Forza Italia, perché c'è qualcuno che è sicuro di non tornare in Parlamento se si torna a votare, quindi l'alternativa è un governo tecnico o questo governo finché il contratto regge. Ripeto, sono dei passaggi che vengono fatti avendo un quadro politico così com'è, in Parlamento un 32% dei 5 Stelle e un 17% della Lega. Vedremo fra qualche mese appunto i risultati concreti, chi li avrà portati a casa e chi no. Ci ricordiamo che c'è stato un referendum sulle trivelle? Vi ricordate com'è andato? Io ero il vice coordinatore nazionale del referendum, Se vuoi ti dico. Per cui te lo ricordi come certamente. E quindi adesso qual è la posizione della Lega? La posizione della Lega, come lo fu in campagna referendaria, è che noi non siamo per lo stop alle trivelle, noi siamo perché gli enti locali vengano coinvolti, perché il piano nazionale delle attività estrattive venga fatto, cosa prevista negli emendamenti votati in questi giorni, e quindi siamo perché in questi 18 mesi di moratoria si faccia il piano nazionale, vengano coinvolte le realtà locali, in particolare le regioni, ma anche i comuni in conferenza unificata, perché lì si capirà se c'è bisogno di estrarre, dove si potrà fare e con che tempistiche e modalità. Non mi ricordo più la quantità di no alle trivellazioni. Ma è stato basso È stata un'affluenza bassa, fatta in maniera... non sto dicendo che sia bene o male l'uno o l'altro, sto solo chiedendo... È stata una percentuale bassa perché sono andati motivatamente a votare le regioni che avevano il problema delle estrazioni, in particolare quelle dell'Adriatico, ma regioni come Lombardia, Piemonte o quelle del Tirreno erano scarsamente motivate a votare. Comunque era un no per le trivelle, se non ricordo male. Certo. Boh, perfetto, ok. Speranzona, la 5 Stelle sembra adottare delle politiche che coinvolgono poi l'interesse nazionale, però finalizzate al consenso elettorale di certe frange, di certe aree, no al TAV, no alle trivelle, il reddito di cittadinanza. Voi siete stati, mi ricordo che in campagna diciamo, post-elettorale, nell'ambito della formazione del governo, Salvini vi ha proposto la Meloni di far parte del governo, voi avete sempre rifiutato. Ecco, quindi rispetto a questo atteggiamento in particolare del 5 Stelle che sembra un po' privilegiare certi consensi, infatti non è un caso che il 5 Stelle viene definito un partito populista, la vostra reazione da parte di Fratelli d'Italia? Guardi, noi rispetto ai singoli provvedimenti fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo fatto un'opposizione politica ostile fin dall'inizio, con forza, voglio dire, a qualsiasi provvedimento del governo. Anzi, abbiamo anche creato le condizioni perché questo governo nascesse, nel senso che c'è stata l'astensione di Fratelli d'Italia nel momento in cui si è costituito questo governo, poi chiaramente ci siamo tenuti la libertà di votare i singoli provvedimenti positivamente laddove riteniamo che siano utili agli italiani e in senso contrario, e denunciandone anche la ragione per cui votiamo contrariamente a alcuni provvedimenti, quando riteniamo che siano dannosi. Adesso, rispetto al reddito di cittadinanza, la fatturazione elettronica, il lavoro dei nostri parlamentari è incentrato soprattutto nel tentativo di migliorare il testo di queste leggi per renderle meno dannose, e quindi perché è evidente che anche il reddito di cittadinanza, se venisse data una parte che so, alle ragazze che sono a casa in maternità e quindi non hanno la possibilità di andare a lavorare, cioè ci sono 1000 spazi per quantomeno cercare di migliorarne gli effetti. Poi restano i dubbi rispetto alla concreta applicazione poi di questa norma, perché quando si dice che ci sono, questi sono dubbi legati proprio alla matematica, ci sono 6 miliardi di euro destinati e che i beneficiari saranno 5
milioni, 4 milioni e 900 mila, insomma quando uno fa la divisione si accorge che se la distribuisce queste risorse in 10 mesi non sono 730, 780, ma sono 130 euro che si possono pensare di distribuire. Qualcosa non torna. Quindi Diciamo. qualcosa non torna. Allora forse quello che diceva Ciambetti prima è la risposta a questo quesito, cioè ad aprile saremo ancora qui a discuterne, si aspetterà maggio perché ci sono le elezioni, è importante che a maggio gli elettori che si aspettano il reddito di cittadinanza siano ancora in attesa di vederlo, magari con la promessa che lo vedranno il giorno dopo o la settimana dopo le elezioni europee, e poi quindi se si potranno distribuire questi 6 miliardi di euro a partire da giugno, magari invece che i 130 euro che risulterebbero spalmati su 10 mesi potranno diventare qualcosa di più accettabile per chi spera di ottenerli. Però la cosa brutta, mi scusi, la cosa brutta non è solo la quantità di coloro i quali ne beneficeranno, che è sicuramente inferiore rispetto a quelli che se l'aspettano, ma è la qualità, cioè chi ne beneficerà? Cioè ne beneficeranno i parcheggiatori abusivi, i lavoratori in nero, i rom dei campi nomadi, ne beneficeranno extracomunitari senza titolo, cioè e poi magari quelli che non ne beneficeranno sono quei tanti nostri concittadini, corregionali e connazionali che per cercare un posto di lavoro, non creandosi le condizioni grazie alle politiche di questo governo, sono costretti magari ad andare all'estero. E nel frattempo gli unici che avranno trovato lavoro, come ricordava Aldegamberi, saranno quei 10.000 navigator che non si sa bene dove orienteranno questi disoccupati, se non a chiedere un nuovo sussidio di disoccupazione fra un anno. Potrebbero prendere un po' di forestali in Calabria o un po' di Anche, dipendenti anche. pubblici in Sicilia. Senta Ciambetti, lei prima abbiamo parlato di Europa prima dello stacchetto pubblicitario, lei che è sempre a Bruxelles, ecco, è cominciato qualche anno fa dall'Austria, poi comunque arriviamo al limite dell'Ungheria di Orban, però c'è un movimento in un certo senso che tende a difendere un po' i confini nazionali. L'asse Francia-Germania, le lancio la provocazione, in crisi hanno paura delle prossime europee italiane. L'accordo di Aquisgrana serve a questo, a tentare di rafforzare l'asse Francia-Germania sperando in un risultato interno che sia favorevole a Macron e Merkel, cosa che i sondaggi attuali non danno assolutamente, almeno oggi appunto a fine gennaio 2019. Soprattutto quello che stiamo vedendo, io lo vedo all'interno del comitato delle regioni, dove comunque ci sono dei gruppi, chiamiamoli politici, che un po' sono simili a quelli del Parlamento europeo, vediamo che nei paesi, chiamiamoli dell'area Visegrad, Polonia, Cechia, Slovacchia, Ungheria, Austria, vediamo una tendenza a diciamo, vedere l'Europa in maniera diversa da come la vedono appunto Francia e Germania e da come la vede un movimento come la Lega. Quindi il terrore in questo momento è che ci possa essere una massa critica all'interno del prossimo Parlamento europeo che vada a mettere in discussione appunto lo status quo, decisioni prese dai dirigenti, commissione che passa sopra le decisioni del Parlamento europeo. Noi vorremmo invece cercare di portare le decisioni e la anche competenza e le responsabilità in capo a chi viene eletto dal popolo, quindi dai parlamentari europei. Non sarà sicuramente semplice, però appunto in questo momento, stando un po' a quello che stiamo vedendo anche in Svezia, quello che sta avvenendo in tanti altri paesi europei, probabilmente appunto ci potrà essere, non so se la maggioranza, ma ripeto una massa critica importante all'interno del Parlamento europeo che vorrà cambiare le regole del gioco e questo che sta terrorizzando la maggior parte dei burocrati all'interno delle varie direzioni a Bruxelles. Proprio sono quelli che riescono a condizionare le scelte politiche, quelli che condizionano le scelte dei commissari europei e in particolare appunto il lavoro sia della Commissione europea che del Consiglio d'Europa. Noi vorremmo invece che l'Europa fosse l'Europa dei popoli e delle regioni, dove siano i rappresentanti eletti dai cittadini che siano responsabili delle scelte che vengono fatte e che poi hanno ricadute fondamentali sulla vita di tutti i cittadini europei. La fattura elettronica è un'iniziativa che parte nel 2006 da parte della Commissione europea, che via via si forma all'interno del
delle strutture burocratiche europee, che l'Italia nel 2016 dice io lo faccio, lo approvo e lo metto in pratica per prima. Potevate bloccarlo o sbaglio? No, non si poteva bloccare proprio perché c'era un accordo con delle scadenze siglate dal governo Renzi, reiterate dal governo Letta, che aveva iniziato un percorso che prevedeva che al 1° gennaio del 2019 entrasse in vigore in forma, chiamiamola sperimentale, per prima in Italia questa fattura elettronica. Sono state modificate bloccarla altre non cose, si poteva. Voldegamere. Sì, sulla fattura elettronica veramente siamo un po' al paradosso, perché io vengo da una zona un po' più periferica, montana, dove ci sono anche lì, dove domenica transitando da una parte all'altra di questa zona era impossibile usare il cellulare, non c'è nemmeno una copertura telefonica, cioè non c'è nessuna linea, eccetera. Quindi parlare di fattura elettronica dove manca addirittura la copertura da parte degli operatori, perché siamo in un luogo residuale, perché nessuno investe lì, noi siamo fermi ancora 10-15 anni Ma fa. non solo Valdecamere, ma tutti si lamentano del fatto che attualmente la linea è Sì, rallentata al di là della a linea livello rallentata, aziendale. ma da noi non esiste neanche la linea, quello è il problema. Sì, è non chiaro, è rallentata, quindi un imprenditore che c'è su, un operatore, cosa deve fare? Deve prendere, fare 20 km dalla commercialista, ma fare la fattura, tornare a casa, cioè veramente assurdo. Io ho chiesto oggi, ho fatto un comunicato chiedendo al ministro che venga sospesa almeno nelle aree dove non c'è copertura, dove almeno, scusa, mi obblighi a fare un adempimento quando non mi concedi nemmeno gli strumenti per farlo, ma è una cosa assurda. Cosa devo fare? Chiudo l'azienda? Cioè, e quindi prima diamo la copertura adeguata, e quantomeno basterebbe intervenire sui concessionari, perché i vari gestori che hanno i soldi, la montagna di denaro da sprecare in pubblicità di nuove tariffe, nuove proposte eccetera, non investono in infrastrutture sul territorio, e quindi abbiamo aree del paese marginali, ma sono il 3% della popolazione, che è totalmente, c'è un digital divide completo, e quindi dovremmo prima investire, obbligare questi concessionari a dire: cari signori, fate un po' di meno di utile e investite là, e poi applichiamo la fattura elettronica e tutto quello che si vuole. Non possiamo obbligare la popolazione a degli adempimenti in zone dove non ci sono nemmeno gli strumenti, lo Stato non ha nemmeno portato gli strumenti per poter adempiere. Io ho chiesto subito, e sarebbe una proposta da rilanciare a livello nazionale, Parlamento, che almeno in quelle zone dove non è possibile, dove non c'è una copertura né internet neanche nemmeno telefonica, col cellulare tu passi e è stata una mezza giornata sui montagna, lì in una zona collinare in montagna, per la mezza giornata non ho comunicato con nessuno, scendo in città e riesco a comunicare. Questo non è possibile, non è accettabile, eppure lì ci sono imprese anche lì, ci sono albergatori, ci sono imprese agricole, ci sono adempimenti che vengono obbligatoriamente fatti attraverso la rete quando la rete non c'è. Girmo, la Lega secondo lei avrà grande successo alle europee? Allora, se bisogna guardare l'appeal che in questo momento continua ad avere Salvini, e se guardiamo Magistratura Democratica che gli dà un assist ogni giorno, probabilmente sì. Io personalmente sto aspettando di capire questa autonomia, se ci sarà ben venga, un plauso. Ho fortissimi dubbi che la Lega manterrà le promesse, sono promesse irrealizzabili, sono state promesse in campagna elettorale, e probabilmente dal mio punto di vista arriverà una carotina avvelenata dove ti diranno che guarda, sicuramente ce la faremo nell'arco di tot tempo, se i veneti ci cadranno dovranno fare mea culpa, se i veneti non ci cadranno probabilmente avranno delle alternative. Bene, ecco, allora poi ci ammetti, tocca rispondere, però prima lanciamo un altro brevissimo stacchetto pubblicitario e rimanete sempre assieme a noi. Apri la tua agenzia viaggi. Con il network Infovacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili. Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona il numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it.
Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Eccoci di nuovo in diretta, sono le 21:52. Con l'occasione vorrei ringraziare il nostro main sponsor della puntata, Exo01, che è un'agenzia di comunicazione che si occupa non solo di creare gli strumenti di comunicazione, siti, grafica, eccetera, come fanno, ahimè, tutte quante soltanto le agenzie di comunicazione, ma fa qualcosa di veramente di diverso. In sostanza Exo valorizza questi strumenti, cioè insegna all'imprenditore a utilizzare in maniera efficace questi strumenti in maniera tale da attirare le attenzioni del mercato, le attenzioni dei clienti direttamente nell'azienda stessa, in che modo? Interpretando le esigenze e valorizzandole a livello di comunicazione, cosa questa che è molto difficile realizzare nella maggior parte delle agenzie. Exo01 è specializzata proprio in questo tipo di attività. Bene, ringraziamo la regia. Allora, Presidente Ciambetti, non le dico il giorno, non le chiedo il giorno, perdono, però almeno... L'ora sì. Neanche l'ora, però in maniera molto diretta, abbiamo solo pochissimi minuti, questa autonomia si fa o non si fa? L'autonomia si fa, i veneti valuteranno, i veneti se veneti non semona, e quindi secondo me questa cosa appunto verrà vista e toccata con mano da parte dei cittadini del Veneto. Quindi io non ho dubbi o problemi su questo. L'intesa verrà raggiunta col governo, verrà firmata, poi andrà in Parlamento, dove anche lì secondo me c'è una situazione, chiamiamola politica, che ci consentirà di portarla a casa anche con qualche sbavatura da parte di qualche 5 Stelle di altre latitudini, proprio perché ci sono anche altri movimenti politici e partiti che hanno l'interesse di approvare l'autonomia per 3 regioni importanti come sono Veneto, Lombardia ed Emilia, anche per testare un modo diverso di organizzazione dello Stato. A Girmo crediamo a questo progetto? Chi vivrà vedrà, mettiamola così. Comunque il 15 Rimangono forti dubbi. Comunque il 15 Però febbraio... se ci arrivano, guarda, chapeau, non rompo più le scatole. Beh, noi Fratelli d'Italia il 15 febbraio abbiamo una trasmissione, perché abbiamo il 14 e il 15, quindi Esatto. venerdì ci siamo. La sera vedremo Ripeto, se... io non do delle date, perché i penultimatum, ripeto, non mi piacciono. Anche i terzultimatum. Che la cosa arriverà nel breve periodo, ho visto le carte, parlo con il ministro Stefani, frequento qualche ministero, la cosa arriverà sicuramente. Dai, al massimo fanno cascare il governo, dicono che poi dei 5 Stelle, così possono tranquillamente fare campagna elettorale per le europee e sono tutti contenti. Non è questo, perché se cade il governo, Mattarella ci mette un governo tecnico, Sì, ma tanto che, non europee è, prendete un po' di che non carriere. è nell'obiettivo del Movimento Lega. Però Valdecamberi, mettiamoci nella testa di Salvini, consenso fortissimo, mettiamo un 40% di consenso alle europee, ma secondo lei a Salvini non le verrebbe in mente di concretizzare questo successo elettorale delle europee a livello italiano? Che senso? Facendo... Non lo so, cioè magari facendo cadere il governo oppure No, facendo... ma forse è stato già detto, cioè, io credo di no, perché c'è appunto il problema che si possono trovare dei numeri in Parlamento con tante defezioni che sono in corso, e sono avvenute, sono in corso e altri che potranno avvenire, per fare un governo tecnico e quindi passare a situazioni sicuramente peggiori. È meglio cercare una linea di compromesso, secondo lui, in questa fase di equilibrio, cercando per portare avanti quel programma che aveva condiviso con i 5 Stelle, soprattutto nei punti che interessano la Lega. E quindi credo, e tra questi punti c'è appunto l'autonomia, che è uno delle... quindi la vedo come un'ipotesi molto remota, anche se non ci fosse, diciamo, questo rischio, forse anche sì, potrebbe essere un pensiero che uno può fare, però con questo rischio credo che sia una garanzia che quantomeno... Ecco, poi credo che l'autonomia, insomma, è un obiettivo primario, cioè un obiettivo primario soprattutto nelle regioni ovviamente interessate, dove la Lega praticamente è nata, e non può non portare a casa il risultato. È una scommessa troppo importante, e quindi credo che ci sia la consapevolezza da parte della Lega che non si può scherzare su questo, per quello sono abbastanza fiducioso. Ecco, Speranzon, l'asse Francia-Germania in questi ultimi periodi ha di fatto stroncato i consumi, ha favorito le aziende tedesche, il popolo non ne può più, cioè in un certo senso siamo ridotti un po' così per la crisi, anche per colpa di questo rigore teutonico, no, che ha favorito di fatto le banche tedesche. Ma io poi su questo non capisco una cosa, cioè quando ci sono, se l'Italia, l'Ungheria e altri paesi dicono che devono essere ascoltati i popoli che questi governi rappresentano, c'è l'alzata di scudi, dicono attenzione, arrivano i sovranisti.
Quando lo fanno invece, quando fanno i patti invece i francesi e i tedeschi, allora lì va benissimo, perché loro sono gli europeisti, per cui loro garantiscono che tutto rimarrà come però, è. adesso le faccio una domanda provocatoria, però si ricorda quando c'è stato lo sforamento 2,42%, eccetera, tutti lancia e resta, però poi dopo la tutti Francia, quanti, eccetera. poi alla fine hanno dovuto abbassare la percentuale, cioè allora questa forza dell'Italia dov'è? No, la forza dell'Italia è nella misura in cui l'Europa ci consente di cambiare le proprie regole, così com'è l'Europa, la forza dell'Italia non è percettibile. È percettibile quando si fa il muro contro muro, perché quando c'è stata da questo punto di vista la fermezza del governo, per esempio sugli sbarchi delle navi, sugli attracchi delle navi, lì si è visto che l'Europa, di fronte alla fermezza del governo italiano, è costretta a rivedere le proprie posizioni, è costretta a piegarsi anche alle scelte che fa il nostro governo, ma abbiamo il dovere e la necessità di trovare una forza non solo all'interno del Parlamento italiano, ma abbiamo la necessità di costruire un Parlamento europeo all'interno del quale in Francia, in Germania ci sono forze politiche diverse rispetto a quelle che oggi governano quei due paesi, e più in generale anche in Italia possono prevalere quei partiti come Fratelli d'Italia, come anche la Lega e come altre forze politiche. No, volevo solo dire una cosa, perché c'è questo sempre che la Germania fosse questo mostro cattivo. Vorrei ricordare che l'economia del Veneto, del Triveneto, del nord-est nostro è strettamente connessa con l'economia tedesca. Abbiamo aziende che lavorano per loro e loro che lavorano per noi, c'è una interconnessione. Si parla di politica di consumi. Ho capito politica, però la politica monetaria. Ci sono sicuramente delle responsabilità politiche e egemoniche della Germania, però non diamo sempre colpa dei nostri mali agli altri, perché questo è un classico vizio italiano. Certi debiti, certe cose che abbiamo creato noi, nel recente e nel lontano passato, non è certo colpa dei tedeschi. Noi siamo sempre bravi come italiani a giustificarsi dando la colpa agli altri. Sono bravi. Allora vedi, sono stato più volte ma non è un'accusa a te. nella Germania dell'Est, sono stato più volte nella Germania dell'Est, cioè ho visto come hanno trasformato Lipsia, Dresda, Berlino Est, eccetera, però mi sono anche interrogato con quali risorse hanno potuto fare questo, e l'hanno fatto con le risorse anche che provenivano dalla nostra nazione. Allora dico, ma quante risorse sono andate al sud Italia? Non hanno trasformato niente. No, ma non l'hanno trasformato, scusate, valanga di risorse. Allora non hanno trasformato niente. È colpa dei tedeschi. Scusate, se non ci chiudono devo chiudere. I tedeschi hanno saputo prendere tanti dirigenti all'interno della Comunità Europea e noi tanti uscenti. Scusi Speranzone, devo chiudere. Allora Roberto Agirmo, io la invito ufficialmente il 15 e poi magari se il Presidente è disponibile telefonicamente la contattiamo per sapere quali sono lo stato dell'arte, lo stato avanzamento lavori. Ecco, allora io prima di chiudere, Presidente, mi permetto di fare un appello, visto che comunque lei avrà la possibilità sicuramente di portare questa mia a Salvini se c'è la possibilità. Io le chiedo ufficialmente a Salvini di puntare più agli imprenditori, perché l'imprenditore, che è la base dell'elettorato della Lega, ha creduto e crede, diciamo, che la Lega possa dare un grande contributo allo sviluppo delle imprese. Le imprese non hanno bisogno di assistenzialismo, non hanno bisogno di finanziamenti, hanno bisogno semplicemente di avere meno burocrazia. E io penso che con questo slancio, e sono sicuro che Salvini, se ci ascolta, lo staff di Salvini ci possa ascoltare, possa essere d'accordo con noi, l'imprenditore ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di una nazione progressista che pensi al bene dell'interesse della collettività, ma che pensi anche a favorire le imprese, perché purtroppo gli imprenditori non si lamentano. Non scendono in piazza, non fanno casino, diciamo, caos. Gli imprenditori fanno lavoro, non si fa lavoro con Quindi, spesa pubblica improduttiva. Esatto, quindi le chiedo, diciamo così, da imprenditore, sono con me sicuramente tanti imprenditori, portiamo queste istanze degli imprenditori nei piani alti, perché comunque noi abbiamo tanta voglia di lavorare, tanta voglia di fare, però avere tanti pesi sulla schiena di tanto fardello effettivamente è un peso talvolta gravoso. Bene, allora ringrazio i nostri ospiti, Raffaele Speranzone, Fratelli d'Italia, Roberto Agirmo, Indipendenza Noi Veneto, Roberto Ciammetti, Presidente Consiglio regionale del Veneto, Stefano Valdegamberi, Consigliere regionale di Lista Zaia. Che dire, noi ci vediamo giovedì e venerdì, giovedì alle 21 sul canale 15 Serenissima per il Veneto, e invece sempre sul canale 84 qui in diretta, tutte e due le trasmissioni sono in diretta. E vi invito sempre a seguire le nostre trasmissioni, perché questa trasmissione noi, come dico sempre,
vorrei insegnare ai nostri telespettatori a usare il cervello in maniera autonoma, a non farsi influenzare, perché sicuramente in questa trasmissione ci diciamo le cose con la massima liberalità. Grazie ancora ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori, ai prossimi appuntamenti di giovedì e venerdì.